solo dovessero rinunciare. Quindi... Sì, ecco, diciamo, lei stesso appunto dà una ulteriore dimostrazione di come qui su questo genere di tematiche, su questo genere anche di problematiche che sono l'adeguamento degli stadi, il discorso della parte politica o della coloritura politica è piuttosto secondario. Qui è chiaro che si sta operando tutti per valorizzare quello che è un patrimonio della nostra regione. Poi anch'io insomma spero che ci possa essere un'ulteriore opportunità relativamente all'europeo del 2012. Ecco, per quanto questo riguarda vedremo appunto i contenziosi tra Comune e Udinese, a margine di questo avete anche parlato del display, che anche questo è un problema grosso. Di quel display che è lì bloccato. Ecco, guardi, solo la questione del display, francamente, lì non è di... Sì, proprietà private, no? Sì, esattamente, è di proprietà privata. Certamente... Sì, per ristrutturare lo Stato bisogna intervenire anche sul display. Favoriremo in tutti i modi possibili la risoluzione, spero appunto con un display ormai così che dovrebbe andare forse in un museo tecnologico, se non possa bloccare lo sviluppo dell'innovazione. Sono certo che ci sarà qualche museo della scienza che lo vorrà, diciamo, acquisire. Perché era il primo, no? Sì, perché era poco, sì. In Europa. Sì, quando faremo... Sempre in una politica di valorizzazione dell'Udinese, in altre città come Palermo, come succede per la provincia nel Salento, Reggio Calabria, adesso Cagliari, mi vengono in mente queste, ma probabilmente ci sono anche altri esempi, e le amministrazioni appoggiano proprio concretamente la squadra anche con sponsorizzazioni, con varie opzioni proprio per la valorizzazione della stessa. Eventualmente il Comune di Udine potrebbe anche prendere in considerazione anche questo tipo di aiuto in futuro? Non ne abbiamo parlato di questo in questo momento, indubbiamente deve essere bisogna ragionare su questo in ambito di tutte le varie sponsorizzazioni che il Comune comunque fa. Francamente su questo non ne abbiamo parlato, io non ho in questo momento ancora formato un'opinione, anche perché non ho oggettivamente preso visione di tutte le sponsorizzazioni, di quali sono i regolamenti che sottendono la sponsorizzazione del Comune di Udine. Sì, la sponsorizzazione non ne faremo perché non si possono fare. Ecco. Come dire, le sponsorizzazioni sono anche, diciamo, altri modi di venire incontro alle esigenze della squadra. Ovviamente tanto migliore sarà il rapporto, tanto migliore lo otterremo, soprattutto in prospettiva del grande progetto, tanto sarà più facile vincere. Sì, non mi è stato chiesto, e forse appunto, diciamo, lo statuto stesso del Comune di Udine magari non lo permette, bisogna approfondire. Sì. A questo punto sì, no, una delle curiosità, diciamo, che vi dico, che forse magari non conoscete, ma c'è sempre qualche notizia interessante. Io la prima domanda che ho fatto è: ma dove giocherà l'Udinese quando verrà ristrutturato lo stadio? E ho trovato appunto molto interessante la risposta, che verrà appunto realizzato per lotti e pertanto questo sarà un'opera anche innovativa nella modalità di realizzazione. Rientra anche, diciamo, nella mia visione di Udine come città dell'innovazione. Cioè giocheranno a Udine? Sì. Giocheranno sempre a Udine. Sì, no, è interessante il metodo che mi ha spiegato l'ingegnere Tavano. Quindi rientra anche. Lei perché scuola tifava da ragazzo? Ma guardi, io ho tifato Udinese da quando sono a Udine. Prima sono arrivato nell'89 e insomma, io avevo 7 anni quando c'era appunto la grande Inter, allora lì allora lì era difficile, cioè, ma io ho visto quando appunto la prima volta che una squadra italiana, veramente fu il Milan, no? Che vinse la prima Coppa dei campioni. La prima Coppa dei Campioni fu il Milan, però in qualche modo non so, c'erano forse le strisce troppo sottili nella maglia, diciamo. Ecco, quella che mi ricordo, ecco, fu quella dell'Inter, sì.
però tifare poi ho girato molte città, moltissime città, dunque sì. Però certamente l'Udinese è un tale valore, come io più volte ho dichiarato, ma non sono il solo, a dire che è un veicolo di tale promozione del prestigio, della reputazione di Udine a livello internazionale, che probabilmente gli udinesi e i friulani stessi non se ne rendono conto. Cioè, è un po' come l'Università di Udine, diciamo, lo è stato di più. Io ho raccontato appunto di essere stato a Bangalore in uno proprio dei grandi magazzini, quella che è la Silicon Valley indiana, e mentre ero lì ad acquistare appunto un vestito, perché il mio bagaglio era arrivato in ritardo, mi ricordo sul grande schermo proiettavano proprio le partite della Champions con l'Udinese. È molto molto frequente che non conoscano Udine, ma gli Udinese lo